Come potete vedere, quest'anno il tema è futuristico, lo spazio, in quanto Dio, creatore dell'universo. Quindi hanno voluto più che altro le maestranze, chi ogni anno si prodiga volontariamente, lo ricordiamo perché sono tutti volontari, nell'allestimento del presepe, hanno voluto incentrare il tema un po', diciamo, agli antipodi, un po' nella Genesi, Dio come creatore dell'universo, inserendo poi la natività in questo paesaggio, diciamo, spaziale, lunare. Ecco. La confraternita, diciamo, regolarmente ogni anno fa il presepe, allestisce il presepe dal 1968. Questo veniva fatto anche prima, però dal 1968 una certa continuità, proprio perché è stata rifondata l'Arciconfraternita, scegliendo ogni anno un tema diverso, quindi una tematica diversa, un paesaggio diverso. Gli anni scorsi avevamo riproposto la Liguria, Genova, Santa Margherita Ligure, avevamo proposto la Terra Santa, l'Egitto, e quest'anno invece abbiamo voluto portare, diciamo, la natività nello spazio. Innanzitutto quest'anno come volontari abbiamo avuto quasi una ventina, diciamo, di volontari che hanno realizzato tutta la parte, diciamo, l'allestimento, sia nella parte, diciamo, con la sabbia, tutti i vari personaggi che compongono il presepe, sia poi nella parte meccanica ed elettronica, perché come si può vedere quindi c'è anche tutta una serie di parti che ora non si vedono, ma elettroniche, meccaniche, che hanno bisogno naturalmente di un certo tipo di lavoro. Quindi intorno a una ventina di persone, ma ogni anno di solito varia il numero dai 15 alle 20 persone, ai 20 volontari. Per questo scenario spaziale vi siete ispirati a film di fantascienza o cose di questo tipo? Ma io, diciamo, penso che coloro che hanno realizzato il presepe abbiano voluto, diciamo, dare un'impronta così un po' anche di fantasia. Non c'è un'ispirazione ben precisa. Certamente questo sta a significare appunto un messaggio che secondo me si vuol dare, visto anche quello che è più o meno il messaggio del presepe di quest'anno, cioè Dio creatore dell'universo, e che in un certo senso guarda la Terra da lontano. Noi sappiamo un pianeta che ha tanti problemi, a cominciare dalla tematica ambientale, quindi i cambiamenti climatici, ma anche tutto quello che riguarda le guerre. In questo caso forse Dio da lontano guarda anche questo pianeta, diciamo, sperando con compassione, visto che gli dà tanti problemi già da quando è nato, ecco. Però insomma è un padre misericordioso, quindi in questo caso il messaggio è quello di perdono, di misericordia. Beh, ovviamente la cosa principale del nostro presepe è la presenza di animali vivi, di animali che arrivano direttamente da allevatori locali che cortesemente ce li prestano, e così i bambini e gli adulti possono vedere questi animali che banalmente non è così facile da vedere, a meno che non si va in qualche allevamento, e hanno l'opportunità per l'appunto di poterli vedere qua nel nostro presepe. Abbiamo diversi animali come delle capre, dei conigli, alcuni porcellini d'India, un asino, delle pecore. Abbiamo questo piccolo vitellino presente e questa mucca. Ecco, oltre agli animali che vabbè adesso ci stanno rapendo l'attenzione,
c'è poi tutto un allestimento. Ecco, questo allestimento di anno in anno cambia o rimane molto simile comunque con le statuine, c'è una macina? Rimane vagamente simile, ogni anno ci sono un po' di modifiche, ci sono vari attrezzi che si usavano un tempo e ogni anno cerchiamo sempre di farlo un po' più grande, un po' più completo, diciamo, così anche da dare una diversificazione ogni anno per questo bel presepe. Ecco, immagino che serva anche una grossa manutenzione, banalmente da mangiare, nutrire, pulire per gli animali. Sì, ovviamente gli animali danno parecchio impegno, parecchi turni, c'è una turnistica per pulire fra tutti quanti qua dentro, per dare da mangiare tutto, però già vederli così si sentono a casa, come dire, se vediamo tranquilli, i bambini li possono accarezzare tutto, sono molto socievoli, soprattutto l'asino che è un po' il VIP diciamo della stalla. Questi allestimenti qui diciamo è come se fosse un piccolo paese, c'è l'osteria, c'è il forno. Sì, l'idea è principalmente questa del presepe, di creare un po' una zona, diciamo, che possa ricordare un piccolo villaggio, diciamo, di un tempo, banalmente quello che è un po' la presentazione del presepe, e per l'appunto possiamo vedere le toverne, le osterie, la macina col mulino, il forno. È un allestimento variopinto, diciamo, e che penso possa rappresentare a pieno quello che è un po' la natività, il presepe. Questo presepe è importantissimo, io ritengo, in quanto convoglia in Fontana Buona in questo periodo un bel po' di persone che visitano le nostre chiese, che sono sempre ben tenute e alle quali la gente tiene parecchio. C'è bisogno sempre comunque di aggregazione in queste cittadine. Assolutamente sì, siamo pochissimi a Coreglia, e più gente arriva più siamo contenti. Per il presepe voi cambiate ogni anno tema e anche paesaggio? Sì, tutti gli anni cambiamo qualcosa, anzi radicalmente tutti gli anni cambiamo qualcosa. Sì. Avete realizzato un bellissimo presepe qui nella chiesa di San Nicolò anche quest'anno. Com'è quest'anno? Quest'anno ci siamo trasferiti nel deserto del Sinai, perché uno dei presepisti aveva delle fotografie che ci piacevano del Sinai, e allora abbiamo voluto fare questo viaggio. Come è realizzato? Come sono le statuine, i materiali? Allora, i materiali sono materiali poveri, tutti di recupero, e invece le statuine ce le hanno offerte la comunità di Coreglia Antelminelli della Toscana, con cui siamo gemellate, e un po' di anni fa, quando c'era stato l'incendio che aveva bruciato la nostra sacrestia, ci avevano regalato le statuine della Natività, e quindi usiamo quelle. Rispetto agli anni passati ogni tanto riproponete qualche presepe oppure cambiate tutti gli anni? Di solito viene sempre cambiato, anche perché sono tutti materiali che poi vengono distrutti, e quindi ricominciamo di nuovo da capo. Avete già qualche progetto per il prossimo anno? Non si sa. L'anno scorso abbiamo fatto il bosco, quest'anno il deserto, un altro anno mare. Dai. Deserto, quindi oltre la solita grotta o capanna, insomma, come avete allestito quest'anno con Gesù Bambino, Maria Giuseppe e i soliti, che altro c'è? C'è la tenda, una tenda in stile beduini del deserto, e poi i monti che rappresentano il Sinai, con un po' di spiegazione per il collegamento con i 10 comandamenti e la Natività.
Siamo nella cappella di San Lorenzo a Calvari, dietro di te un bellissimo presepe. Che significato avete voluto dare quest'anno al presepe? Il significato principale è appunto Gesù in mezzo alla guerra, infatti vediamo una ruota, su di essa ci sono alcuni palazzi distrutti realizzati con il polistirolo, dipinto poi in grigio. C'è un percorso appunto su questa ruota che arriva fino a Gesù, perché Gesù è sia nella pace ma è poi colui che ci dovrebbe tirare fuori dalla guerra e dalla disperazione. Materiali sono sicuramente le statuine degli anni precedenti. Ogni anno cerchiamo di portare alcune news, alcune novità. Quest'anno in particolare abbiamo provato a utilizzare anche l'acqua, perché l'anno scorso abbiamo ricreato appunto un vulcano con la schiuma, che sarebbe stata una specie di cascata, e quest'anno abbiamo detto proviamo con l'acqua vera. Siete tra i presepi che concorrono per la premiazione finale. Che ci puoi dire? È venuta tanta gente? Sì, devo dire che sono venute parecchie persone, soprattutto delle famiglie e delle coppie, a visitare i presepi. Poi ogni tanto ci chiedono appunto anche dove si trovano gli altri presepi, e noi indichiamo poi il percorso che viene fatto usualmente per visitarli un po' tutti. Quindi sei la curatrice di questo presepe di Baggi? Assolutamente sì, sono colei che lo costruisce tutti gli anni da zero, e l'unico aiuto che ho è da parte di mio papà, che fa le statuine e ogni anno spunta un personaggio nuovo. Come le realizza le statuine? Ce ne sono di diversi tipi, di gesso, di cemento, legno colorato, legno fil di ferro rivestite e carta, dipende un po' da come si sente ispirato. Qual è la storia di questo presepe? La prima volta che l'avete allestito e come è cambiato da prima fino adesso? Domanda difficilissima. In realtà questo presepe nasce, come in tutte le famiglie, in un angolino del tavolo, nulla di più, come si fa in tutte le case. Poi papà ha avuto un infortunio nel 93, dove è rimasto con tutte e due le gambe ingessate per un po' di tempo, e per passare il tempo ha deciso di incominciare a costruire delle statuine. E da lì sono aumentati i personaggi, quindi abbiamo dovuto aumentare lo spazio. Poi nel 2004 è volato via il tetto di questa casa, e quindi i nonni che abitavano qui si sono trasferiti ad abitare nella casa nuova, nella stanza dove noi facevamo il presepe. E dove vai a fare il presepe? Abbiamo deciso di pulire tutto questo locale e di incominciare a costruire il presepe qua. E poi 15 anni fa ci hanno convinto ad aprire questo presepe al pubblico. E quindi piano piano siamo cresciuti e cerchiamo sempre di far conoscere quelli che sono i mestieri che ormai non si conoscono più. Quali misteri ci sono, ad esempio? Ce ne sono tantissimi ormai, da chi faceva il carbone, a chi seccava le castagne, a chi lavava con la lisciva, a proprio la riproduzione in piccolo del frantoio, a chi faceva i testeti di terracotta, a chi li faceva di rame per la farinata, addirittura gli officier che non si conoscono più. E ogni mestiere viene spiegato a chiunque arriva nei dettagli, proprio come si facevano. E ogni miniatura è stata fatta esattamente come si facevano nella realtà in piccolo. Com'è stata l'affluenza? Importante, noi riusciamo sempre ogni anno ad avere tante persone che vengono a vedere il presepe. Direi che oggi forse è stata la giornata con più affluenza in assoluto, ma è particolare perché è allestito proprio in un frantoio, no? Esatto, è stato proprio all'interno di un frantoio, si vedono poi proprio le fondamenta della casa appoggiate proprio sulla roccia come si faceva una volta. E la particolarità di poter vedere sia nel piccolo che poi nel grande intorno tutti gli attrezzi che ci sono. La natività come l'avete realizzata? Ognuno poi la personalizza un po' a suo modo. Allora, la natività è fatta interamente con statuine fatte a mano da mio papà, sono assolutamente tutte sue. E quest'anno è incentrata con il discorso dal punto di vista religioso della parabola delle pecore e dei capri, e quindi troviamo proprio la natività posta al centro di due montagne, di una montagna innevata da dove poi parte tutta la vita divina, tutta la vita contadina e tutto, e dall'altra parte il vulcano che rappresenta un po' la parte dell'inferi con i capri.
ci piace soprattutto poi raccontare appunto quella che è la parte dei mestieri ed è il motivo poi per cui la gente viene proprio a trovarci. Il papà già sta costruendo qualcosa per l'anno prossimo? No, assolutamente, ci penseremo quando sarà tempo, di solito ci pensiamo nell'ultimo mesetto prima di aprire. Possiamo dire il nome del papà? Bruno Sanguinetti. Quest'anno è stato un anno eccezionale, diverso dal solito. Io non so cosa c'è stato sotto. Penso alla guerra, penso alle situazioni, non so, in famiglia che ci... Ma come quest'anno c'è stata una partecipazione così bella, così originale, così caratteristica, proprio diversa anche dagli altri anni, ma non so dove andare a prendere la ragione, perché tutti dovrebbero essere premiati col primo premio, io non so. Però lei è contento perché lei ha iniziato questa tradizione quanti anni fa, se lo ricorda? Ho cominciato nel 1980, tu capisci, facevamo l'esposizione in chiesa, sui due altari in chiesa in fondo lì, ma quest'anno io non so cosa è stato, cosa c'è stato sotto, tutti belli, tutti belli, ma fanno un'eccezione, non so, perché si doveva preparare tutto con un premio tutto uguale per tutti. E lei dica un po', quanti anni compie adesso nel 2026? Io ho 100 anni. Anche quest'anno il concorso Mini Presepi ha radunato tante mini natività. Qual è stata un po' la caratteristica di questi presepi che sono stati portati qua al santuario? Allora, quest'anno sicuramente il tema dominante tra tutti i presepi è stato quello della pace, in tantissime espressioni diverse, ma ritornava dappertutto questo grande desiderio di pace, sia nei presepi degli adulti, in quelli dei bambini, delle scuole. La caratteristica che ho notato quest'anno, siamo giunti ormai alla 45esima edizione, tutti presepi di alto livello, tutti presepi molto belli, davvero realizzati con cura, con fantasia, e siamo molto soddisfatti. C'è stata una minuziosa ricerca anche dei colori, quindi c'è proprio una dedizione. Ecco, quello che è bello è che nel tenere viva sempre la tradizione del presepe si va anche a stimolare la fantasia dei presepianti. Sì, assolutamente, sono persone che comunque iniziano tanto tempo prima a preparare queste mini opere d'arte, non sono cose improvvisate, c'è un grande lavoro di ricerca sia dei materiali che dell'idea, e quindi proprio la volontà di realizzare un qualcosa di bello. Quanti sono i presepi che hanno partecipato al concorso? Allora, quest'anno abbiamo avuto una partecipazione di circa 70 presepi, divisi nelle solite categorie: adulti, bambini, ragazzi e i gruppi e le scuole. Per il santuario è un modo anche per tenere una vivacità all'interno di questo santuario, oltre a quella che porta Padre Costanzo. Certo, sì, Padre Costanzo è ancora dopo 45 anni l'anima di questo concorso e dà la sua impronta sempre e comunque. Ed è bello per noi portare avanti questa tradizione che ha portato lui a Chiavari la prima volta che è arrivato qui in questo convento, e continuare a vedere nei locali del nostro santuario tante persone che di volta in volta tornano per questa occasione. Come
vi è venuta intanto l'idea di fare questo presepe? Perché a me mi piace il presepe, poi io sono cristiano ortodosso, sono egiziano e da noi ci sono tante queste cose perché esistono ancora queste cose nei presepi, l'asino che macina, la fontana con l'acqua esistono ancora in Egitto. A me piace proprio le cose vecchie fatte in questo stile, così per questo mi piace. Sì, poi ogni anno noi facevamo anche di presepi piccoli, poi un anno facevo un pezzo diverso. Mi piace lavorare anche il legno. Come vi siete divisi i compiti? Allora, lui è la parte creativa che costruisce, quindi motorini, eccetera. A me piace darci un po' vita, insomma, quando ormai è una passione che poi hanno ereditato anche i nostri figli, quindi quando mettiamo le statuine è come se prendesse vita, no? Quindi proprio creare un paesaggio, non è mettere la statuina lì e basta, però proprio come se prendesse vita nel nostro pensiero mentre lo creiamo, e ci piace, è proprio una passione che abbiamo da tanti anni. Qui al santuario è tenuta viva la tradizione del presepe, anche quest'anno c'è stata una grande adesione. Sì, una grande adesione, soprattutto anche di bambini e di gruppi di bambini, quindi scuole o associazioni, e questo vuol dire che hanno lavorato insieme e quindi questa è una ricchezza in più di fronte al presepe. È bello che davvero i genitori sappiano comunicare poi ai propri figlioli il mistero che si vede con gli occhi ma che ha una densità che entra dentro il cuore. Qual è il messaggio che proviene dal presepe in questo tempo, che è segnato anche da tante sofferenze, e alcune le abbiamo viste anche rappresentate in alcune natività? Esatto, perché chiaramente il tema principale è quello della pace, perché è quello che i bambini e i ragazzi oggi tutti noi sentiamo come forte esigenza, ma assieme alla pace anche la semplicità, quindi l'utilizzo di cose semplici, di cose quotidiane, come per dire che la pace sta dentro i rapporti quotidiani. E poi la creatività, fatta di piccole cose, di piccole note, di cose molto semplici, quindi vuol dire c'è anche un desiderio di semplicità, c'è un desiderio di immediatezza, e questo appare, viene comunicato attraverso l'icona del presepe. Abbiamo scelto quest'anno in modo particolare di coinvolgere le nostre famiglie insieme ai bambini per fare un lavoro con loro riguardo ai presepi. Abbiamo chiesto a ciascun bambino di scegliere il materiale che più gli piaceva, materiali naturali, materiali di riciclo, materiali di qualsiasi genere, per pensare un presepe da fare insieme a mamma, papà, ai nonni, e per allestire una mostra. Questa mostra sarà visitabile anche alle persone del paese che desiderano venire a vederla, la nostra mostra dei presepi dei bambini della scuola. Fatta con molta cura, ci sono veramente dei presepini bellissimi, quindi invito anche chi viene a Moneglia durante le vacanze di venire a visitare la nostra mostra. La maestra della scuola dell'infanzia di Moneglia quest'anno ci ha dato un compito da svolgere, da creare con i nostri bambini tutti questi bellissimi presepi. È stato un progetto accettato ben volentieri da tutti i genitori, anche perché è stato un'occasione per passare del tempo con i nostri bambini di qualità e molto creativo, per fare qualcosa tutti insieme per queste feste di Natale e per dare l'occasione
alla gente del paese di venire a guardare e osservare e apprezzare tutti questi presepi fatti con amore, con pazienza da tutte le famiglie. Allora, questa è Gioia, una delle nostre bimbe dell'ultimo anno, e questo è il suo bellissimo presepe. L'ho fatto con legno, con delle pietre. Chi ti ha aiutato a fare il presepe? La mamma e papà. E ho visto che hai messo anche tanto pino. Dove l'hai preso? Da casa. Da casa. Questo è Leonardo, e anche lui è un bambino dell'ultimo anno, e questo è il suo presepe. Leonardo, descrivilo un po'. Allora, questo l'ho fatto con un po' di legno che è qua, poi l'ho fatto con un po' di pittura, poi ci ho disegnato un po' la testa, ci ho messo anche l'angioletto, la stella cometa, poi ci ho messo... Ci hai messo anche già Gesù bambino. E chi ti ha aiutato a fare il presepe? La nonna. Eccoci con Beatrice, anche lei è una bambina di 5 anni, e questo qua dietro di lei è il suo presepe. Beatrice, dici un po' come l'hai fatto. L'ho fatto con il cartone e poi l'ho colorato e poi ci ho messo le lucine e poi ho colorato e poi ci ho messo le pigne e il muschio. Ci sono anche tante bellissime stelline fatte di corteccia. Chi ti ha aiutato a farle? Papà, Clarissa e mamma. Luce scalda, dolce bambino sorride, Maria lo guarda, Giuseppe veglia, del piano sussurra, è nato Gesù, seguiamo la stella, brillante lassù, ci mostra la strada, è nato Gesù, dai occhi di neve, non sono le stelle, brilla il cielo, luce d'amore, tocca la gioia e scalda il cuore. È Natale, la storia di Gesù, le terre di folle, non c'è di più. A Natale è nato Gesù, è un bambino, vieni anche tu. Insieme all'amico Angelo Sella abbiamo realizzato questo presepe che vuole un po' rispecchiare il nostro borgo marinaro di Moneglia, con le tipiche case liguri tutte colorate e la chiesa, e al centro sicuramente c'è sempre la natività raffigurata con una capanna, la povertà, quindi che riprende quindi la nascita di nostro Signore. Abbiamo quindi le classiche barche liguri, l'Eudo e i Gozzi, che rappresentano un po' la Liguria, la nostra terra, e poi ci sono le classiche figure, i pastori che rappresentano, quindi vanno a Betlemme per adorare il nostro Signore. Il presepe è aperto nella chiesa di San Giorgio a Moneglia tutti i giorni ed è visitabile fino a febbraio. Abbiamo costruito questo presepe ambientandolo nella nostra chiesa millenaria di San Lorenzo, e con l'aiuto molto importante di 2 ragazzi qua della zona che hanno costruito lo sfondo e poi
tutto l'ambiente circostante, ambientato proprio sulla piazzetta della chiesa, della nostra chiesa. Praticamente 2 giorni per fare il dipinto, che è stata la cosa più grossa, più impegnativa, e poi abbiamo assemblato le cose direttamente in chiesa con materiali molto semplici di recupero, erba, terra e legni. Per arrivare dalla chiesa di San Lorenzo si prende il bivio di Crova, si scende da Crova o si viene su da Moneglia per la strada del Facciù.